Vi dico che è stata una fatica fino adesso e gli ultimi 10 giorni saranno ancora più faticosi, ma comunque siamo pronti a tutto. Questa è la 15ª edizione e quindi ne abbiamo un po' di esperienza messa da parte, anche se questa, devo dire, è come se fosse una prima edizione per l'ennesima volta, perché quando si cambiano i percorsi e esce il misuratore ufficiale della IAF a misurare il percorso, intanto già quello vuol dire promettere a tutti gli atleti che quello che c'è scritto sulle carte poi sarà veramente così. Quindi massima sicurezza, percorsi che non possono sbagliare ovviamente, che devono essere messi in massima sicurezza, e quindi già questo è il primo lavoro. Il secondo lavoro è tutto l'aspetto di preparare tutta la logistica, l'arrivo, la partenza, le palestre a disposizione, e per non ultimo anche sicuramente arriverà anche all'ultimo minuto la telefonatina dell'antidoping, perché ormai è usuale in un campionato italiano che arrivi anche quello, e anche quello è una piccola fatica perché dobbiamo preparare degli spazi liberi e vuoti, ma diciamo che ormai siamo abituati a queste cose e le stiamo affrontando con la giusta serenità, anche se dirò come ogni anno si dormirà molto poco da qui in avanti, mancano 10 giorni, saranno 10 giorni faticosi. L'evento sportivo maratona credo che porti con sé insito il messaggio turistico, perché comunque il maratoneta che si muove con la famiglia da lontano, noi abbiamo un po' da tutte le regioni d'Italia rappresentate, quindi si muove soprattutto per fare anche turismo, per conoscere un nuovo territorio, soprattutto in questo caso campionato italiano master, la maggior parte sono proprio tutti atleti master e quindi non sono tanto gli agonisti di 20-30 anni che lo fanno soltanto per l'aspetto agonistico, ma questi lo fanno veramente per l'aspetto ludico, motorio, sportivo e turistico, e quindi anche sotto questo aspetto noi siamo abbastanza ben organizzati, la ricettività alberghiera su Treviso c'è, so che ci sono degli alberghi già riempiti, ma ci sono tanti B&B, quindi è tutto un movimento che si crea attorno a un evento come la maratona che porta, come dicevo prima in conferenza stampa, porta anche ricchezza al territorio e soprattutto conoscenza, e è un investimento per il futuro.